all'alba di domenica la polizia ha fatto irruzione all'interno dello stabile dell'ex torrefazione Vescovi, occupato da 29 giorni dai militanti del Centro Popolare Gramigna. All'azione eclatante degli attivisti, che erano riusciti ad entrare con un blitz fulmineo in un punto centrale di Padova, è seguita una risposta rapida e altrettanto eclatante. I poliziotti sono entrati dal tetto e contemporaneamente hanno sfondato la porta con un ariete. Hanno atteso la domenica, lo stabile era vuoto dopo la festa e il concerto di sabato sera e la circolazione in quel punto così trafficato della città era ridotta. Sul posto anche il questore, che ha monitorato le operazioni di sgombero durate tutta la giornata. La proprietà sta provvedendo sia a sgomberare che a implementare quei sistemi un po' di difesa, un po' con delle lastre elettrosoldate per evitare che la gente rientra. Insomma, credo che è andato tutto come doveva andare. E evidentemente è un provvedimento giudiziario, quindi un provvedimento che nasce dalle indagini, ma io su questo non entro come questore, però per attuarlo abbiamo dovuto fare un dispositivo anche abbastanza articolato, studiato anche sui momenti e sui tempi con cui attuarlo. Unico momento di tensione quando un gruppo di attivisti del Gramigna ha tentato di bloccare il passaggio del raduno di vespe in programma in città. Alcuni militanti hanno cercato di attraversare la strada con uno striscione. Nel parapiglia un anziano che in quel momento stava passeggiando nei dintorni è caduto a terra. Fortunatamente non si è fatto male. Dopo alcuni istanti concitati, uno dei ragazzi del Gramigna ha annunciato nuove azioni in città. Nei prossimi giorni sicuramente ci faremo vedere in città, ci faremo vedere intanto col quartiere, con cui intanto avevamo stretto diverse relazioni con il vicinato, con appunto i bambini che avevano iniziato a venire al dopo scuola settimana scorsa, e sicuramente tutto questo cercheremo di non perderlo. Soddisfatto dello sgombero anche il sindaco Giordani, che ha ringraziato le forze dell'ordine. Padova è una città dove ai diritti corrispondono doveri e soprattutto dove è necessaria l'osservanza delle leggi. Quell'azione arbitraria di occupazione non era per me accettabile, ha scritto in una nota il primo cittadino. Ora lo stabile Vescovi è blindato in attesa che la proprietà porti avanti i lavori di riqualifica.